Sì, grazie Presidente, ma questa interrogazione fa seguito a una serie di segnalazioni che ci sono pervenute da parte di alcuni utenti del trasporto pubblico locale che hanno provato a ottenere i rimborsi, quelli che erano stati richiesti già dai primi mesi dell'emergenza Covid per la mancata possibilità di utilizzare gli abbonamenti o i biglietti che sono stati presi in quel periodo. Sappiamo che c'è una normativa nazionale che ha previsto anche un fondo da ripartire a tutte le aziende per rimborsare i clienti in questo caso. Io ho riportato un po' quella che è la cronostoria della procedura anche ovviamente che c'è stata per andare a individuare quali sono le categorie di utenti. È chiaro che a livello nazionale si parla di pendolari. Leggendo la delibera di giunta che ha dato delle linee guida di indirizzo alle aziende di trasporto, la parola pendolare non compare praticamente mai, se non nel titolo dell'articolo 215 della normativa nazionale. Questo cosa vuol dire? Che si è scelto o si sta scegliendo di rimborsare sostanzialmente solo i lavoratori e gli studenti. Allora, noi abbiamo rivolto questa interrogazione all'assessore Pizzimenti per capire se e come l'amministrazione regionale ritiene opportuno che ci sia la possibilità di rimborsare anche le altre categorie di utenti che nel periodo ovviamente più caldo del lockdown non hanno usufruito del trasporto pubblico e ovviamente possiamo fare riferimento anche a quei pensionati a cui non solo veniva caldamente richiesto di rimanere a casa con ogni tipo di informazione possibile, ma a cui si dava la possibilità anche di ottenere la pensione direttamente anche dalle forze dell'ordine, con le convenzioni che ci sono state anche tra Poste Italiane e Carabinieri, ma ricordiamo ovviamente anche tutti gli sforzi fatti dalle associazioni di volontariato per portare direttamente loro la spesa, per cui queste persone di fatto magari sono abbonate a un servizio che però per quei mesi non ne hanno potuto usufruire e adesso si vedono rigettata la richiesta di rimborso da parte delle aziende. Io per quello, anche se l'assessore non so se mi sta a sentire, ma volevo e speravo... No, ho l'interrogazione con l'assessore, scusi. No, vabbè. No, dicevo Assessore, a prescindere ovviamente da tutto l'iter e immagino già quale potrà essere la sua risposta, ma io le invito a leggere bene l'interrogazione, cioè la domanda finale, che è quella di capire se e come vogliamo ovviamente porre fine a questa disparità tra categorie di utenti, perché come ricordavo prima mentre stavo parlando con la collega, ci sono gli utenti, ho fatto riferimento ai pensionati, che in quei mesi di fatto non hanno usufruito del servizio, uno perché gli veniva caldamente richiesto di non farlo, due perché tutta la società civile poi si è mossa anche per fare in modo che loro stessero a casa e non prendessero quei pochi autobus che poi c'erano a disposizione. Grazie. Sì, grazie. Assessore Pizzimenti, prego. Sì, grazie Presidente. Sì, è un tema molto caldo, specialmente in questo periodo, tra il rimborso degli abbonamenti e titoli di viaggio in generale e l'organizzazione del trasporto per gli studenti. Questo mi pare abbastanza chiaro anche dalle cronache dei giornali e dalla televisione. Comunque il tema specifico sul rimborso, leggo, poi magari faccio anche un po' di commento. Siamo partiti da una situazione un po' caotica, anzi faccio subito un primo commento. Siamo partiti da una situazione caotica che era quale che ogni azienda storica, perché poi c'è il TPL, interpretava a suo modo la tipologia di rimborsi da fare. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo sentito i gestori di trasporto e abbiamo definito con una delibera giuntale le specifiche linee guida, cioè modalità e cosa anche rimborsare. Ma peraltro evidenziato che c'era una situazione di fatto un po' particolare, perché il Friuli Venezia Giulia aveva fatto gli abbonamenti
con le società storiche, il rimborso lo fa con la TPL. Quindi c'è anche questo problema un po', diciamo, particolare. Avviate operativamente le procedure di rimborso da parte della TPL, emittenti titoli di viaggio prevenivano agli uffici regionali e assessorato segnalazioni di abbonamenti che si vedevano rifiutare la richiesta di rimborso da parte dei gestori, con la motivazione che solo i pendolari possessori di abbonamento avrebbero potuto richiedere il rimborso, cioè che si sposta quotidianamente per esigenze lavorative o di studio. In ragione di ciò, gli uffici regionali hanno chiarito tempestivamente alle aziende che la norma statale non differenzia il rimborso legando lo status dell'abbonamento, ma prevede genericamente il rimborso dei titoli di viaggio, precisando che ci possono essere, tra virgolette, anche abbonamenti di qualsiasi tipo. Con ciò definendo implicitamente l'accesso al rimborso sia per tutti gli abbonati, sia anche per i possessori di titoli di corsa semplice. Titoli che notoriamente non sono utilizzati da pendolari, ma ovviamente corsa semplice vanno qualsiasi persona. Dizione che si ritiene in ogni caso debba intendersi in termini più ampi di quelli indicati dalle aziende TPL. In ragione di ciò è stato richiesto ripetutamente alle aziende di TPL che abbiano eventualmente negato l'accesso alle procedure di rimborso da parte di abbonati non studenti o lavoratori di provvedere con urgenza ad assicurare il pieno rispetto della norma statale, attuando il rimborso a tutti gli eventi di diritto, con le modalità convenute, informando altresì che con la necessaria celerità gli abbonati a cui è stato eventualmente già negato il rimborso. Questo in base all'articolo 215 del decreto legge 34 del 20. Grazie Assessore, prego Consigliere Sergo. La ringrazio Assessore, mi ritengo molto soddisfatto della sua risposta perché va in linea con quello che ovviamente avevamo sollevato noi. Io adesso non so, magari glielo chiederò poi separatamente quando avete fatto questi solleciti alle aziende di trasporto, perché io ho delle email dell'8 ottobre, quindi di una settimana fa, in cui le aziende di trasporto continuano a negare il rimborso e guardi, le leggo anche una delle motivazioni che, ripeto, è paradossale. Perché dicono la norma ha peraltro una sua logica, definendo norma quello che è un vostro comunicato stampa, perché loro si riferiscono alla nota che è uscita il 7 agosto dove voi parlate di lavoratori e studenti e non di pendolari in genere, ma ripeto, nella delibera non c'è scritto lavoratori e studenti e non c'è scritto neanche pendolari in genere. E dicono, ha una sua logica, mentre gli studenti e i lavoratori utilizzano l'abbonamento per andare a scuola o lavorare, per i pensionati questo discorso non vale. I supermercati erano aperti. Ora, io se vuole, gliela giro, io se vuole le torno a ribadire, i supermercati erano aperti, questa è di Trieste Trasporti. Ma c'è scritto anche sul loro sito, continuano ovviamente con questa politica. Allora, ovviamente, oltre magari a invitare a un risollecito, abbiamo fatto bene a presentare questa interrogazione, intanto per dire anche a queste persone che hanno diritto al rimborso, lo ritenete anche voi, e che quindi quantomeno continuino a fare domanda, visto che c'è tempo poi ancora per tutto il mese sia di ottobre che di novembre, e ovviamente seguiremo tutta questa vicenda e verificheremo che le aziende o TPL, ovviamente FVG, faccia rispettare quelle che sono anche le vostre linee di indirizzo. Grazie Presidente. Grazie.